stanco, ma l'Istituto Superiore di Sanità lo classifica come regione ad alto rischio. Ancora boom di contagi e aumento di ricoveri. Il piano delle ULSS per accelerare sulle vaccinazioni anche con i testimonial. Pediatri a sostegno della vaccinazione anti-Covid per la fascia 5-11 anni. Anche i bambini non sono immuni dai rischi. Vaccinare, dicono, è necessario e sicuro. Incidente fatale lungo la Postumia a Tremignano. Nello scontro con un camion perde la vita un giovane papà di 43 anni. Maxi tamponamento in A27 tra Mogliano e Mestre. 5 mezzi coinvolti, un ferito grave. 17enne cileno con problemi psichici arrestato dai carabinieri di Legnago. Aveva coltellato 4 volte un tassista 45enne il 16 ottobre scorso. L'uomo si era salvato per miracolo. Trattato Italia-Francia nell'incontro con il presidente Macron, il premier Draghi ricorda Valeria Solesin, vittima della strage del Bataclan a Parigi 6 anni fa. Ormai il Black Friday è degenerato, lo pensa il presidente di Confcommercio Veneto, che prosegue va ripensato, così danneggia soltanto i negozianti. Inaugurata oggi nella loggia del Capitaniato di Vicenza la 3 giorni Azzurri d'Europa, che porta per la prima volta in Veneto la Coppa Euro 2020. A visitarla anche il leggendario Roberto Baggio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'andamento della pandemia in Veneto, che è una regione a rischio alto, almeno secondo la classifica dell'Istituto Superiore di Sanità per numero di casi e incidenza. Padova, la provincia peggiore con il maggior numero di contagi, ma tornano a salire, e questo è un dato positivo, le richieste per le prime dosi di vaccino. 268 su 100.000 abitanti, 4,3% il tasso di positività a Padova, la provincia più colpita in termini di contagi da Covid. Ma il dato che sorprende è l'incidenza sulla popolazione Novax, 730 ogni 100.000 abitanti a fronte di 170 su 100.000 per i vaccinati. Numeri che però, alla luce della prossima entrata in vigore del Super Green Pass, stanno spingendo sulle vaccinazioni. Tornano infatti a crescere le somministrazioni di prime dosi, 1.000 quelle fatte nella sola giornata del 25 novembre. Nella provincia di Padova i vaccinati sono oltre 700.000 e il 10% risulta coperto anche con la terza dose. Noi abbiamo in questo momento ancora nel periodo da adesso fino al 28 febbraio 31.000 slot liberi. Oggi, questa mattina, noi andremo ad aprire, stiamo aprendo praticamente circa 80.000 nuovi slot sul mese di dicembre. Dal 1° dicembre aperte le prenotazioni per la terza dose per gli under 40, mentre si attende il via libera di AIFA per la somministrazione del vaccino con mezza dose per i bambini dai 5 agli 11 anni. Sul fronte focolai si guarda con attenzione alle scuole, 218 le classi interessate in tutta la provincia, 86 sono in quarantena. Monitorato un cluster all'interno di una comunità religiosa di Suore dove ci sono 15 positive, un focolaio in una scuola di canto a Monselice con 20 contagiati su 36 e i partecipanti ad una cena tra anziani nell'Alta Padovana con 12 positivi. Rispetto a lunedì, le novità, per fortuna non ci sono nuovi importanti focolai nelle strutture residenziali. Stiamo continuando a monitorare l'unico grosso focolaio che c'è stato nella casa di riposo di Conselve, dove si stanno rapidamente riducendo i negativi, i positivi sono arrivati più o meno a 30 rispetto ai 66 iniziali. A Pieve di Sacco verrà aperto un terzo ospedale di comunità per pazienti Covid, mentre l'USL fa i conti con ben 200 sanitari Novax sospesi. E le ULSS puntano per spingere sulla campagna vaccinale anche sui testimonial d'eccezione. A Venezia, ad esempio, per la campagna di vaccinazione è arrivato l'attore Giulio Scarpati, che si trova in Veneto per la PS protagonista al Teatro Stabile di Venezia. È l'attore Giulio Scarpati, alias il medico Lele Martini della serie TV Un medico in famiglia, testimonial nel veneziano della campagna di vaccinazione contro il Covid in Veneto per la PS Il Teatro Comico di Carlo Goldoni, al Verdi di Padova, città, dice, dove domenica si vaccinerà per la terza dose.
per uscire da questa situazione dobbiamo uscire tutti insieme, quindi dialogare con coloro che sono contrari, che sono Novax o che non sono contrari a vaccinarsi, cercare di convincere il più possibile, perché dipende da noi che anche il futuro di questo paese economicamente, culturalmente, pensiamo anche al fatto che i teatri sono stati chiusi, cinema per 2 anni e quindi tutto il settore, molti per esempio lavoratori, anche tecnici, hanno cambiato mestiere. Voglio dire, quindi è una comunità che si deve stringere e deve ragionare con la testa e cercare di trovare delle soluzioni, e penso che sia questo un segnale importante. Al centro vaccinale invece di Bassano abbiamo incontrato Sammy Basso, che si stava sottoponendo alla terza dose del vaccino anti-Covid e lancia anche lui un appello a vaccinarsi e a fidarsi della scienza. I dati parlano chiaro, dunque il vaccino serve, abbiamo visto che ovviamente non protegge dall'infezione o non ti dà il 100% dell'immunità, però i dati sono chiari che abbiamo un ordine di grandezza in meno di avere problemi sia di infezione, sia di ospedalizzazione, sia di terapia intensiva e dunque anche di morte. Parla da uomo di scienza Sammy Basso, che abbiamo incrociato al punto vaccini di Bassano mentre si sottoponeva alla terza dose di siero anti-Covid. Alla luce degli aumenti di coronavirus positivi che si sono registrati anche nella nostra ULSS, non ha dubbi. Non è più possibile pensare a una società completamente divisa dal mondo scientifico, dunque la scienza dovrà entrare sempre di più nelle nostre case e sempre di più nel pensare comune. E porta la sua vita come esempio, lui malato di progeria, patologia cronica rara che causa invecchiamento precoce. La valenza scientifica nella mia famiglia ha sempre avuto un peso enorme, nel senso che io sono cresciuto grazie alla scienza, dunque fino a quando sono bambino che la scienza riesce a dare delle risposte, riesce a darmi un aiuto concreto e anche a livello sperimentale. Dunque io non ho preso solo farmaci già testati, già provati, ma anche a livello sperimentale, dunque ero tra i primi a provarli. E questo mi ha fatto capire anche come funziona tutto il processo di approvazione, ma anche di sicurezza dei farmaci. È per questo che io il vaccino sono venuto a farlo tranquillamente, conscio che possono esserci degli effetti collaterali, ma conscio anche che dobbiamo guardare i grandi numeri. Poi ognuno deve decidere per conto suo cosa fare, però se da scienziato e da semplice cittadino devo consigliare qualcosa, consiglio il vaccino. Dopo il via libera di EMA si attende l'ok la settimana prossima di AIFA per il vaccino anti-Covid per i bambini nella fascia 5-11 anni. Pediatri a favore, dicono anche i bambini non sono immuni dai rischi, vaccinare è necessario e sicuro. La cosa necessaria è vaccinare i bambini e vaccinare tutti tranquillamente. Come viene fatto per la meningite, che per pochi casi all'anno si vaccina tutta la popolazione, altrettanto deve essere fatto anche per il Covid. I pediatri rassicurano i genitori, il vaccino anti-Covid per i bambini è sicuro. Dopo il via libera nelle scorse ore da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco, la vaccinazione con Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni, i pediatri di libera scelta spiegano ai genitori perché è utile e necessario aderire alla campagna vaccinale. La vaccinazione la facciamo per i bambini. Non è che i bambini siano assolutamente immuni da conseguenze con questa infezione. Il Covid-2 prende e colpisce anche i bambini. E nei bambini poi si manifestano anche delle situazioni, delle patologie, delle sindromi cliniche tipiche dei bambini, tipo la malattia multisistemica infiammatoria, che si manifesta di solito dopo 30-40 giorni da quando si è avuto il Covid, anche in maniera sintomatica, che è una malattia di rilievo che comporta il ricovero dei bambini, compromissione dei vari organi, cuore compreso. Ora si attende solo il via libera anche di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che dovrebbe arrivare tra il 1° e il 3 di dicembre. Ma i pediatri di libera scelta che già stanno vaccinando gli over 12 sono pronte alle somministrazioni per i più piccoli, ad oggi una delle fasce più colpite dal Covid. Adesso siamo disponibili anche per partire con i bambini più piccoli. Ne abbiamo già parlato anche con la Regione, abbiamo avuto dei contatti appunto per impostare la vaccinazione per i bambini. Con la nostra ULSS siamo in ottimi rapporti e stiamo organizzandoci
per poter dare un supporto come pediatri sia nei nostri studi che negli hub dell'azienda a sostenere le vaccinazioni. Siamo alla cronaca, ennesimo incidente sulle strade della Marca, stavolta lungo la Postumia, a Trevignano. A perdere la vita un giovane papà di 43 anni. Nel 2007 era stato accusato e poi assolto per omicidio colposo. Con la sua auto travolse un 14enne a Resana. Lo schianto poco dopo le 9:30 lungo la Postumia romana a Musano, in comune di Trevignano. Forse un sorpasso azzardato è costato la vita a Luca Schieven, 43 anni, residente in zona ma di origini veneziane. L'uomo era al volante del suo fuoristrada quando si è scontrato frontalmente con un camion che stava svoltando nel piazzale della ditta Cazzaro. Nella carambola l'auto del 43enne è finita capovolta in un fossato, accartocciandosi su se stessa. Qui è stato soccorso intubato dagli operatori del SUEM 118, supportati dai vigili del fuoco, trasportato al Cafoncello in codice rosso, è morto poco dopo. A indagare la polizia locale, che ha informato ovviamente la procura. Le dinamiche sono ancora al vaglio della polizia locale che ha provveduto ai vigili, però si sa, purtroppo la Postumia è una strada che continua ad essere, come hanno fatto presente anche altri colleghi, è una strada che comincia a essere sempre comunque più pericolosa. Schieven, imprenditore, ex mediatore creditizio e consulente aziendale, lascia la moglie Eleonora Zotti, con cui viveva a Trevignano in via Rossini, e una figlia di 5 anni. Una morte così improvvisa e tra l'altro anche di una persona giovane, perché aveva 43 anni, un papà di 43 anni, lascia il segno, diciamo così, personalmente ma anche in tutta la comunità. Nella primavera del 2020 era stato promotore di una delle prime proteste contro i provvedimenti restrittivi del lockdown. All'esterno del centro estetico della Moglia Castelfranco aveva appeso un fantoccio inscenando un'impiccagione metaforica e un cartello con su scritto "Grazie governo". Nel passato di Schieven c'è però anche una soluzione che aveva fatto discutere. Il 16 giugno 2007 a Resana, a bordo della sua BMW, aveva travolto il giovane Michael Brunato, 14enne, che in sella alla sua bicicletta stava uscendo dal centro Mazzorato. In sede di incidente probatorio nel 2010 il perito aveva però escluso la sua responsabilità penale. Proprio l'avvocato che all'epoca lo difese in aula lo ricorda incredulo, non solo un cliente ma anche un amico. Guardi, io non ho parole, sono scioccato. Io lo ricordo come una persona, un'ottima persona, un amico oserei dire, e guardi, francamente la notizia mi ha turbato e non saprei veramente cos'altro dirne. E altro grave incidente, questa volta lungo la A27 in direzione Venezia. Questa mattina poco dopo le 9:30, 5 mezzi coinvolti, un'autocisterna carica di benzina, un camion e 3 autovetture. Gravemente ferito il conducente di una delle auto trasportato all'ospedale di Mestre. Si era alzato anche l'elisoccorso, che però è dovuto rientrare a causa del maltempo. Per 2 ore il traffico ha circolato su una corsia e si è registrato 1 chilometro di coda verso Venezia. Agli utenti provenienti da Belluno e diretti verso Venezia si è consigliato, dopo l'uscita obbligatoria a Mogliano Veneto, di percorrere la viabilità esterna verso Venezia. La tangenziale nel tratto tra Mogliano e Mestre, coinvolta dall'incidente, è stato riaperto poco dopo le 11. Un 17enne cileno è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Legnago con l'accusa di aver aggredito a pugnalate un tassista veronese 45enne lo scorso 16 ottobre durante un viaggio da Verona a Legnago. Il minore, che risulta avere problemi psichici, era salito sul taxi alla stazione di Verona Portanuova chiedendo di essere portato appunto a Legnago. Al momento di pagare aveva estratto un pugnale colpendo 4 volte il tassista. Ferito ad una mano con la quale aveva tentato di difendersi e in altre parti del corpo, l'uomo era stato ricoverato all'ospedale di Legnago anche in terapia intensiva e si era ristabilito solamente dopo alcuni giorni. Il 17enne ora è accusato di tentato omicidio e si trova nel carcere minorile di Treviso. Nella conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, seguita alla firma del trattato del Quirinale, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ricordato Valeria Solesin, vittima della strage al Bataclan di Parigi 6 anni fa. Ogni giorno questi rapporti si arricchiscono di nuove esperienze di formazione, di lavoro, di vita. Penso ai molti giovani studenti e ricercatori che partono per trascorrere un periodo, breve o lungo, nei nostri rispettivi paesi.
E vorrei oggi anche ricordare in particolare Valeria Solesin, uccisa insieme a tanti cittadini francesi e di altre nazionalità nel vile attentato di Parigi, di cui è caduto da poco il 6° anniversario. E adesso con la cronaca a Vicenza, spara con la scacciacani dal terrazzo di casa, è stato denunciato. Colpi d'arma da fuoco provenienti da un terrazzo di piazza Matteotti. I residenti allarmati hanno subito contattato la polizia. Muniti di giubbotti antiproiettile con la massima cautela, gli agenti delle volanti sono intervenuti a seguito delle numerose segnalazioni. Arrivati sul posto e raccolte le indicazioni dei testimoni, hanno individuato l'appartamento da cui un giovane era stato indicato come autore degli spari. Una volta fatta irruzione in casa, il 24enne incensurato ha ammesso le sue colpe e consegnato la pistola, una perfetta replica di una Beretta 92. Sul pavimento di casa 3 dei 5 bossoli esplosi poco prima dell'arrivo delle volanti. Gli altri sono stati rinvenuti sull'asfalto al termine della bonifica degli agenti. La pistola, che al momento del sequestro era sfornita del tappo rosso, è stata posta sotto sequestro unitamente alle numerose cartucce, tutte a salve come quelle esplose dal giovane, rinvenute nell'abitazione e nella disponibilità del responsabile. Per il giovane è scattata la denuncia. Una notizia di politica con Laura Puppato fuori dalla corsa. Andrea Martella resta l'unico candidato alla segreteria regionale del Partito Democratico del Veneto. L'esclusione dell'ex consigliera regionale ed ex senatrice è stata decisa dalla Commissione per il Congresso, che ha appurato la mancanza dei requisiti necessari per accettare la candidatura. Laura Puppato non avrebbe avuto le firme necessarie, alcune sarebbero state doppie, altre di persone che non risultano iscritte al partito entro il termine previsto del 16 novembre. Così la lista Laura per il Veneto non è stata ammessa. Puppato ha già annunciato ricorso e chiamato alla mobilitazione la base. È il momento che tutti gli iscritti si schierino, ognuno deve decidere se sarà complice della dirigenza che ha accumulato le peggiori sconfitte o attore del rilancio del PD del Veneto. Le parole della Puppato. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, parliamo del Black Friday che viene considerato degenerato, così lo definisce il presidente di Confcommercio Veneto, che aggiunge va ripensato. Sul Black Friday ci sarebbe da dire perché come sapete io l'ho portato in Italia per la prima volta, e parlo in prima persona, 8 anni fa. È stato il primo Black Friday che aveva delle regole chiare e precise e dava anche soddisfazione, diciamo, per smaltire certi prodotti facendo un po' da promozione con capi mari importanti. E questo ormai è degenerato, ormai il Black Friday dura 20 giorni, 15 giorni, 3 giorni, 5 giorni. Il Black Friday non è più quello di una volta, evidenzia il presidente di Confcommercio Veneto, secondo cui, così come è pensato, non fa che penalizzare i commercianti, soprattutto in questo momento che devono rialzarsi dopo la botta subita a causa della pandemia. Non è più il Black Friday quello che intendavamo noi, che era una promozione. Vieni nel mio negozio, ti do un cappotto, quello che era più che altro su questo tipo di genere di prodotti, te lo do a un prezzo accessibile, però nel contesto tu vieni dentro e vedi un po' tutto. Questo non è più così, quindi stiamo anche pensando a qualche altra forma da proporre l'anno prossimo, perché diciamo se no non si può vivere di sconti. Un negozio non può vivere di sconti, perché ricordiamoci che poi partono i saldi alla prima domenica di gennaio e questo per noi sarebbe veramente, allora dobbiamo cambiare registro su tutto. Cambiamo completamente argomento. La Coppa degli Europei di calcio arriva in Veneto. Verrà esposta nella loggia del Capitaniato di Vicenza dal 26 al 28 novembre. Azzurri d'Europa, questa mattina l'inaugurazione della 3 giorni promossa da AIC in collaborazione con il Comune. Dal 26 al 28 novembre appunto la Coppa verrà esposta, mentre nella sala Rumor una mostra Panini dedicata alla storia del calcio.
storia frizzante da Notti Magiche e poi lo vedi arrivare ed è lui davvero, Roberto Baggio. È venuto a salutare quella coppa, la Coppa Europea del Trionfo dell'11 luglio a Wembley. Un simbolo iconico, vinto sotto il cielo di un'estate italiana e che oggi viene esposto sotto il cielo freddo e piovigginoso di un autunno vicentino. Il trofeo è esposto nella loggia del Capitaniato, gioiello architettonico incastonato nella Piazza dei Signori. È un'emozione unica. Pensavo più grande, un po' più data anche l'importanza delle... Comunque, ben meritata. Cerchiamo di portare avanti, di non fermarci qui e di andare ai mondiali. Quando abbiamo vinto l'Europeo ero così concentrato a fare dell'altro che non avevo neanche notato la forma, le dimensioni o il materiale, il colore della coppa, quindi è un'opportunità per vederla. Niente male. Adesso bisogna andare a vincere un'altra, quella del mondiale, si spera. È una bella emozione vederla qua, non me l'aspettavo tra l'altro di trovarla qui. È bellissima sta coppa, sì, veramente bella, meritata direi. Che stava qui non me l'aspettavo, io tra l'altro mi trovo per caso qui, quindi ho detto com'è possibile che c'è la Coppa dei Campioni d'Europa qua. Ma speriamo che ci danno qualche soddisfazione pure per i mondiali, che c'è voglia di viverli, sinceramente. Gli addetti alla sorveglianza controllano che i visitatori rispettino le regole e non danneggino la coppa. Chiedevano in tanti se ci fosse un album dove rilasciare un commento, solo una firma, un pensiero, e dovremo aggiungerlo effettivamente. L'iniziativa Azzurri d'Europa, promossa dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione col Comune di Vicenza, sorprende i vicentini, i visitatori occasionali, i turisti. Un ritorno a casa per la Coppa dell'Europeo, opera di maestri artigiani di un'azienda vicentina. Le notti magiche, in fondo, non tramontano mai. Porta sempre più lontano. Con queste immagini, con questi ricordi si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. La perturbazione alimentata da aria artica condizionerà ancora il tempo di questo sabato 27 novembre con clima progressivamente più freddo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia una situazione instabile, cielo in prevalenza nuvoloso, ma non si escludono anche maggiori schiarite soleggiate. Precipitazioni sparse, fenomeni soprattutto nella seconda parte della giornata, ma in genere di debole intensità. Limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 700-1000 metri sulle prealpi e a fondovalle sulle Dolomiti. Temperature come detto via via in calo, minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra i 7 e i 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso il contesto sarà un po' diverso, con tempo molto variabile un po' per tutto l'arco della giornata e con piogge piuttosto diffuse. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo qualche piovasco alternato a momenti più asciutti, neve oltre i 600-800 metri. Temperature minime intorno a 0-2 gradi, massime infine sui 9-10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.